Mercoledì 1 marzo, San Albino. È il 60° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 305 al termine. Il sole sorge alle 6:49, tramonta alle 17:57. La luna si leva alle 11:44, tramonta alle 3:38. Si costituisce a Vicenza una società letteraria denominata Accademia Olimpica. Di essa fa parte l'architetto Andrea Palladio, cui viene dato l'incarico di costruire un teatro per rappresentazioni classiche. Iniziato sotto la direzione del Palladio e condotto a termine da Vincenzo Scamozzi, il Teatro Olimpico risultò un gioiello architettonico, con gradinata e scena fissa raffigurante con vivo senso illusionistico alcune vie di Tebe. Fu inaugurato nel 1585 con l'Edipo Re di Sofocle. Le previsioni per domani: da molto nuvoloso al mattino a parzialmente nuvoloso al pomeriggio, con possibile comparsa di qualche schiarita. Nella notte fino al mattino probabili precipitazioni da diffuse a sparse, specie sui settori centro-meridionali della pianura. Nel corso del pomeriggio progressivo esaurimento delle precipitazioni. Il limite della neve sarà intorno ai 900-1100 metri, temperature minime in generale aumento, massime stabili o in lieve calo. Nella notte fino al mattino permarranno venti di bora in pianura moderati o tesi nell'entroterra, tesi o forti sulla costa, in attenuazione nel corso del pomeriggio.